Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Arrivano a luglio gli aumenti delle pensioni minime con tanto di arretrati che comprendono il periodo gennaio-giugno. Eppure a fare bene i conti ci si scontra con una realtà molto meno rosea di quanto gli annunci farebbero pensare. A beneficiare degli incrementi saranno infatti in tutto circa 71.000 pensionati veneti, il 5,5% del totale. Diciamolo in modo chiaro, questi incrementi non cambieranno praticamente nulla, sono comunque modesti e vanno in tasca a pochissime persone senza particolari benefici per le stesse, commenta Carlo Garofolini, presidente dell'Adico. Ancora cronaca. Nella giornata di ieri è stato fermato dalla polizia locale un 17enne sandonatese trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 1 etto e di 2 involucri già confezionati dello stesso stupefacente pronti per la cessione. Gli agenti hanno deciso di controllare la golena del Piave allertati da una segnalazione che individuava in una precisa area dal lato di via Lungo Piave Superiore un luogo in cui giovanissimi si incontrano per acquistare e consumare stupefacenti. Sono in corso accertamenti da parte della polizia locale per verificare il canale di rifornimento della droga sequestrata, che presentava un confezionamento industriale tale da ritenere che potesse essere stata acquistata a mezzo posta e recapitata direttamente da un corriere. Il caldo, soprattutto se persistente, come noto, insieme a un'elevata umidità, può causare situazioni di disagio di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle persone, in particolare anziani, neonati, bambini con meno di 4 anni e persone in condizioni fisiche non ottimali. Al fine di tutelare nel migliore dei modi la salute delle persone più vulnerabili, anche quest'anno, per la stagione estive fino al 15 settembre, sarà attivato il piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di calore, come avviene ormai dal 2003. Il piano è stato predisposto dal Comune di Venezia in collaborazione con azienda ULSS 3 Serenissima. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. Al via Buffalo Music Festival. Per la prima volta l'evento arriva a Sottomarina, a Campo Cannoni, da oggi giovedì 22 fino a domenica 25 giugno. Buona musica, buon cibo e tanto divertimento per animare le sere d'estate con un programma ricco e variegato. In un'area del campo verrà allestito il palco per le esibizioni dei gruppi musicali, una festa diversa ogni sera. L'ingresso è gratuito, gli stand sono aperti tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 24. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.